La SAC è certamente una struttura, una società che ha una forte relazione col territorio ed è in qualche misura da un lato attore di sviluppo, agente di sviluppo, perché crea evidentemente scambi, movimenti, relazioni, opportunità, e dall'altro lato è anche un fruitore dello sviluppo del territorio, perché più un territorio è attrattivo e più una società aeroportuale ovviamente ha successo. Quindi è fortemente interessata a questi temi. Noi riteniamo che il tema dello sviluppo e della competitività sia fortemente legato ai temi della legalità, dell'innovazione e della cultura, e crediamo che soprattutto il tema innovazione sia un tema non soltanto, come solitamente si intende, tecnologico, ma innovazione nel metodo, e da questo punto di vista noi crediamo che quello che hanno fatto i soci pubblici della SAC in questi anni, dando sostanzialmente un forte indirizzo al management di efficienza, di capacità di sviluppare utili per fare gli investimenti e di abbandonare anche delle logiche che spesso hanno visto in passato le società pubbliche, sostanzialmente essere più attenti alle questioni occupazionali e alla ricerca del consenso. Io credo che oggi l'esempio SAC e dei soci della SAC sia un esempio fortemente innovativo, una società tutta pubblica nel Mezzogiorno in Sicilia che fa utili e fa investimenti e ha avviato un processo di quotazione in borsa. Credo che già questo sia una forte innovazione che ci dà comunque un indirizzo rispetto al tema dello sviluppo.